Io uso la parola sordi. Io mi chiamo Sara, sono proprio bolognese. Il mio ruolo all'interno del locale è la gestione amministrativa del locale e un po' del bancone. Alfonso invece, che viene da Salerno, si occupa più degli aspetti artistici, dell'organizzazione degli eventi, cercando insomma di accontentare un po' i gusti della clientela, ecco. Abbiamo deciso di aprire il bar senza nome. Nel 2012 e Sara abbiamo cominciato a metterci in moto. È stato un periodo molto difficile, molto complicato. Ad Alfonso è venuto alla fine l'idea, coi segni proprio, nome vuoto, no? Ho detto, è carino, nome vuoto, coi segni funziona, ma per gli udenti come facciamo? Dobbiamo trasportarlo in italiano e quindi senza nome. Le attività che facciamo qua, che abbiamo provato finora, facciamo attività sia per sordi che per tutti, per udenti, non solo esclusivamente per i sordi. I clienti che vengono sono di generi diversi e usano modalità diverse. C'è chi scrive su un foglio, c'è chi prende i biglietti per le ordinazioni che abbiamo messo in una porta, in una bacheca lì vicino. Prima avevamo messo soltanto le parole, adesso abbiamo aggiunto anche i segni, i disegni dei segni. C'è l'alfabeto, la dattilologia che si può usare, o c'è anche chi parla molto chiaramente, chi indica. Mi è successo ad esempio proprio ieri che una persona voleva vino e pecorino e io dal labiale non capivo, avevo capito marocchino, che volesse un caffè marocchino, perché dalla lettura labiale marocchino e pecorino sono simili. Quando io gliel'ho portato, questo mi ha fatto una faccia strana, da cui io ho capito che avevo sbagliato e lui mi ha detto no, non voglio questo, io volevo quell'altro. E insomma, con un po' di gestualità ci siamo capiti. Sì, qua abbiamo deciso di trasportare quella che può essere la cultura dei sordi. Ad esempio, sul bancone ci sono 3 luci che ci servono non solo per illuminare il bancone, per vedere benissimo le persone che arrivano al bancone, che siano ben illuminate in volto, e anche per chiamare qualcuno, perché se qualcuno è lontano, è sordo ed è di spalle, muovendo la luce, col movimento della luce la persona si volta immediatamente. Non sapevo la lingua dei segni, per me è un mondo totalmente nuovo. Invece di dire segno dicevo gesto, invece non è un gesto, è un segno. Magari dicevo linguaggio, invece è una lingua a tutti gli effetti. Quindi piano piano diciamo che sono diventata sorda anch'io, ecco, questo sì. E la cosa importante da dimostrare è che abbiamo fatto tutto noi da soli. L'ha cambiata molto, questa esperienza ci ha insegnato e ci sta insegnando tanto. Sono passati 6 anni, ma è successo di tutto in questi 6 anni. Non è il bar dei sordi, è il senza nome, punto.